insomma. Signore e signori, buongiorno a tutti da Adriano Berruti, benvenuti alla città dello sport di Ferentino. Sta per iniziare l'amichevole tra Frosinone e rappresentativa Serie D, ragazzi di Gianni Chedda che si sono ritrovati in questo primo raduno stagionale al centro di preparazione di Formia e appunto torneranno nelle loro sedi dopo la gara odierna contro i giallazzurri di Angelo Gregucci, che si schiera con un 3-5-2. Intanto dà il via al calcio d'inizio il direttore di gara. Andiamo velocemente a riepilogare le due formazioni, partendo appunto dalla squadra di casa con Lagonigro tra i pali, difesa a 3 con Amerighi, Giunashvili e Paura, centrocampo a 5 con Scambai, Ferizai, Sissé, Romano e Stefanelli, e poi la coppia d'attacco formata da Mesarx e Dixon, ex componente della squadra di Gianni Chedda nello scorso anno. Passiamo appunto agli azzurri che si schierano con un 4-2-3-1 con Tirelli tra i pali, difesa a 4 da destra a sinistra con 5 Graziani, Mancini e Calvosa, centrocampo a 2 con Borgia e Calzoni, quindi il terzetto formato da Saccomanni, Izzo e Bassanini, scusate, alle spalle di Pavanello. Qui gestisce palla il Frosinone, proprio Scambai che tocca all'indietro in mezzo al campo per Dixon, cerca un lancio lungo, pallone che spiove all'interno dell'area di rigore, viene recuperato da Domiziano Tirelli. Qui attenzione alla palla verticale, buono il controllo tra le linee da parte di Saccomanni, quindi lo scarico all'indietro. Borgia prova a far girare verso destra, riceve Graziani che può completare il giro palla con Francesco 5 che prova a verticalizzare, lancio lungo dalla parte di Izzo che prova ad attaccare la linea, anticipato da un difensore del Frosinone, mette giù bene però il pallone, ancora la rappresentativa, quindi l'errore nel tocco di ritorno di 5 nello scambio con Saccomanni, rimessa laterale per il Frosinone. A battere Paura con le mani, pallone in profondità che supera Dixon, lo colpisce Stefanelli che prova a direzionarlo alle parti del compagno di reparto Mesarx, non arriva il 9 ma può comunque gestire un nuovo possesso il Frosinone. Lagonigro apre a sinistra, si abbassa Stefanelli che non riesce però a tenere il pallone in campo, impreciso il rilancio con i piedi di Antonio Lagonigro, e allora 5 ha già preso in mano la sfera per battere la rimessa laterale, si avvicina Saccomanni, adesso anche Borgia in zona, pallone verticale per Izzo che difende palla dall'arrivo di Stefanelli, ancora Izzo prova a insistere, riceve la chiusura ma torna sul pallone il 17, cerca il movimento al limite dell'area di Calzone, anticipato bene da Sissé, non riesce però a ripartire il Frosinone. Attenzione alla palla che arriva in area di rigore, Pavanello prova ad impegnarsi, non riesce ad agganciare il pallone giocato da Bassanini e quindi rimessa dal fondo per il Frosinone che ripartirà da Lagonigro. Scambio con Giunashvili, ancora Lagonigro, stavolta alza il pallone in profondità, terra Mesarx, fischia Musumeci e quindi calcio di punizione per i padroni di casa. Sì, allargato per Paura, un po' di spazio, sceglie però di non prenderselo il braccetto di sinistra della difesa di Gregucci che si tocca la testa, ha forse preso un colpo nell'azione precedente. Ferizai torna da Paura, Stefanelli subito attaccato da Izzo, torna indietro il numero 3, di nuovo Paura, Giunashvili, Amerighi prova lui ad attaccare la linea della rappresentativa, Scambai, tocco centrale, Ferizai si gira bene sulla marcatura di un avversario, poi prova a servire l'inserimento di Sissé, ben anticipato, ancora Frosinone però in possesso con Amerighi che perde il contrasto con Bassanini, prova a ripartire il 19, non c'è deviazione di un avversario, rimessa laterale per il Frosinone già battuta da Scambai, all'indietro per Amerighi, Giunashvili,
C'è paura per il giro palla. Pallone che arriva però direttamente dalle parti di Stefanelli. Va lui da paura. Giunashvili. Americhi. Di nuovo centrale. Il compagno di riparto georgiano. Quindi Ferizaj. Prova a girarsi il 10. Accelera palla al piede. Salta il primo avversario. Ferizaj si presenta al limite dell'area. Inserimento di Mesarx. Largo c'è Shkambai. Prova a chiudere l'azione. Ferizaj. Nel tiro cross del giocatore irlandese di origini albanesi, che non impensierisce però Domiziano Tirelli, che con lo sguardo controlla l'uscita della sfera oltre la traversa, poi batte la rimessa dal fondo toccando nella propria area di rigore per Graziani. Borgia adesso 5, di nuovo Graziani. Tirelli. C'è Mancini sul centro-sinistra. Tirelli sceglie di verticalizzare in zona Pavanello, anticipato dal tocco di Giunashvili. C'è Bassanini però sulla palla vagante, quindi verticale. Pavanello, limite dell'area. Pavanello con l'esterno cerca il dialogo con Bassanini, fa densità e chiude la difesa del Frosinone. Mesarx prova a lottare con Mancini, non riesce a congelare il possesso l'attaccante lettone. Borgia. Calvosa all'indietro, c'è Graziani che allunga la traiettoria dalle parti di Tirelli, preoccupato del pressing di Mesarx. 5. Viene incontro Izzo, controllato a distanza da Stefanelli, è uscito però il pallone al momento del controllo di Davide Izzo. Giunashvili. Americhi. Pallone all'indietro, c'è Lagonigro. Prova ad alzarsi un pochettino in pressing la squadra di Giannichedda, anche se non attacca il primo portatore di palla. Aspetta la prima uscita dei giallazzurri. Giunashvili. Verticale Dixon, prova a spizzare in avanti per Mesarx, anticipato bene da Graziani, quindi cercato Izzo sulla destra, copre bene Paura, poi Stefanelli non tiene il pallone in campo. E allora rimessa laterale per gli azzurri. Arriva la battuta, il terzino destro della Cavese. 5, centrale per Borgia, quindi Calvosa. C'è Bassanini largo, cercato più internamente il movimento di Calzone, quindi Bassanini prova a puntare Shkambai. Non c'è fallo secondo l'arbitro, era finito a terra qui Bassanini. Timide le proteste del giocatore del Piacenza, che va a riprendere anticipo. Protegge la rimessa. Proprio lui con le mani, Calvosa a cercare Saccomanni. La fisicità di Sissé, si fa sentire il centrocampista belga, spazza via il pallone in fallo laterale. Calvosa concorda il punto della battuta con Musumeci. C'era il movimento da parte di Calzone, pallone invece servito all'indietro per Mancini. 5. Viene incontro Izzo, lo attacca Dixon, pallone centrale per Borgia. Graziani. Tirelli. Mancini, un po' in difficoltà, fase di controllo il difensore centrale di Giannichedda, con la rimessa dal fondo per il Frosinone. Grande chance però questa per la rappresentativa, con il colpo di testa impreciso di Alessandro Mancini. Shkambai. Ferizaj. Americhi. C'è Giunashvili in appoggio centralmente, allora si va a sinistra dove controlla Mario Paura. Giunashvili. Ferizaj. Lo pressa qui Calzone e arriva l'errore da parte di Ferizaj, con un pallone imprendibile sia per Paura che per Stefanelli. Rimessa laterale per la rappresentativa, arriva 5 in zona palla. Incontro Saccomanni, scelto Borgia, subito attaccato da Sissé, deve tornare dal numero 2 che gira bene, palla per Mancini, prendendosi un piccolo rischio ma liberando la manovra degli azzurri. Bassanini. Calzone.
Si gira bene sulla marcatura di Mesarx, quindi Borgia, un po' di spazio per puntare la tre quarti del Frosinone, lo rimonta Dixon, quindi il tocco all'indietro per Mancini, adesso a destra con 5. Izzo prova a prendere l'interno, il dribbling su Stefanelli, Izzo riesce a passare e tiene il pallone in campo, può puntare adesso Paura, il pallone al limite per Saccomanni, che nel dribblare Romano perde un tempo di gioco, ancora 5. Izzo, Borgia, attaccato da Dixon, riesce a difendere il possesso, quindi il tocco per Mancini, si arriva da Calvosa, si abbassa Bassanini, riceve il 19, chiude l'1-2, bola al doppio scambio, Bassanini può puntare all'area di rigore, Ciunashvili, pulito sul pallone, il centrale georgiano mette fine alla manovra della squadra di Giannichedda, poi sbaglia però il pallone in verticale, ha recuperato per un attimo Calzone, si impegna da quella parte Romano, non riesce, anzi Scambai non è riuscito a portare via il pallone. Sissé con il tacco prova a liberare la propria tre quarti, Amerighi con un doppio contrasto, quindi la conclusione da parte di Calzone, il pallone che sfila alla sinistra dei pali di Antonio Lagonigro. Ci ha provato Serafino Simone Calzone, centrocampista della Cinzia Albalonga, classe 2005. Per lui 12 presenze quest'anno fino a questo momento in Serie D. Si riparte con la manovra dei padroni di casa, che partono con Ciunashvili, ritmo decisamente blando fino a questo momento in quel di Ferentino. Controlla Ferisai in mezzo al campo, subito attaccato da Calzone che recupera e allarga per 5. Si fa vedere centralmente ancora Calzone, pallone di prima, era una buona idea quello del centrocampista in maglia numero 11, non era partito però da quella parte Izzo, c'è comunque il controllo errato di Paura che regala, anzi probabilmente di Stefanelli che regala il calcio d'angolo alla rappresentativa. Dalla bandierina, se non andiamo errati, Giuseppe Rocco Saccomanni pronto a calciare, a rientrare con il destro che spiove in area di rigore. Pavanello, dovrebbe essere stato lui a toccare, poi il pallone che prende uno strano effetto e rimane in campo, allora può gestirlo il Frosinone. Amerighi verticalizza zona Ferisai, scavalcato però dalla traiettoria disegnata dal compagno, copre bene la zona Calzone e allora può ripartire la rappresentativa proprio con Calzone. 5, si abbassa Graziani, 5 guarda in verticale, serve Izzo di prima, Saccomanni non trova lo spazio per restituire in profondità, ci va 5 per la velocità di Izzo che prova ad impegnare e a sollecitare la marcatura di Stefanelli che arriva in chiusura, rimessa laterale per la rappresentativa che guadagna comunque metri. Sta attaccando molto sull'out di destra la squadra di Giannichedda, anche se ha dimostrato di poter far male anche qui a sinistra con gli scambi veloci tra Calvosa e Bassanini, che prova a sfondare Saccomanni. Pavanello controlla in area, la sponda per il mancino tentato da Borgia e la parata sul primo palo di Antonio Lagonigro che devia in calcio d'angolo. Sembrava suo l'ultimo tocco, alla fine segnata comunque la rimessa dal fondo al Frosinone. Lagonigro, Ciunashvili fermo lì accanto a sé, Sissé adesso prova a staccarsi dalla marcatura di Pavanello. Scambai che adesso ha invertito la propria posizione con Amerighi, con il numero 4 che è andato a fare l'esterno a tutta fascia. Si è abbassato di qualche metro invece il numero 2 albanese. Qui attenzione al retropassaggio rischiosissimo di Ciunashvili, se l'è cavata lanciando in profondità Lagonigro, poi Izzo non riesce a controllare sull'out di destra, rimessa laterale per il Frosinone. Stefanelli, incontro Romano, pallone verticale per Dixon che non riesce a controllare, gli sporca bene la sfera alle sue spalle. 5, allora Borgia toccato alle spalle da Dixon, fallo dell'attaccante di origini canadesi, come detto in precedenza l'anno scorso ha fatto parte della rosa di Giuliano Giannichedda. Che l'apertura di 5 è sbagliata, Amerighi prova a recuperare, anticipato Bassanini che lo rimonta, Amerighi finge di fermarsi, poi attacca la linea, Calvosa non gli concede il dribbling
Rimessa laterale per il Frosinone che prova a ripresentarsi nella metà campo della rappresentativa dopo qualche minuto di gestione dei ragazzi di Gianni Chedda. Americhi a cercare in area la fisicità di Mesarx che riesce a girarsi. Passa sul primo avversario, non sul secondo, l'attaccante lettone. Ancora Mesarx. Mesarx col mancino. Tirelli non riesce a trattenerla. Poi arriva Graziani a spazzare via in calcio d'angolo. Occasione anche per il Frosinone. Dalla bandierina Justin Ferisai. Va con il destro, pallone non molto alto, buono il taglio sul primo palo di Mesarx che prova una giocata alquanto complicata, ovvero la deviazione con il tacco, non riesce ad indirizzare verso lo specchio di Domiziano Tirelli, rimessa dal fondo per gli azzurri, battuta proprio dal numero 1 per Mancini. Si defila a sinistra Calvosa, porta palla Mancini, sale adesso il pressing di Mesarx. 5. Si fa vedere Borgia, anche Izzo incontro, subito attaccato da Stefanelli, deve correre all'indietro del 17. Graziani. Tirelli. Allargato per 5, prova ad alzare il ritmo del pressing qui Romano. Sollecita l'errore di Francesco 5. Che manda direttamente oltre la linea dell'out. Allora Ferisai prova a dialogare con Dixon. Ottimo l'anticipo. Poi perde palla però la rappresentativa. Mesarx. Buona la sponda per Americhi che prova a restituire al 9 in area di rigore. Pallone troppo profondo. Letto con anticipo da Domiziano Tirelli che blocca Mancini. Adesso sta salendo un po' di intensità la squadra di Gregucci, che rispetto a qualche minuto fa prova ad infastidire la prima impostazione degli azzurri. Qui ottima la sponda di Pavanello per Saccomanni. Doppio sguardo destra-sinistra, alla fine pallone in verticale per Bassanini che si gira bene su Scambai. Anticipa anche Americhi che riesce però a sporcargli quanto basta il possesso. Quindi il fuorigioco di Mesarx sulla verticalizzazione di Giunashvili. Calcio di punizione affidato ad Alessandro Mancini, centrale dell'Alma Juventus Fano, sempre titolare in questa stagione, anche un gol contro il Notaresco. Americhi, centrale Ferisai, controllo orientato per evitare il ritorno di Saccomanni, quindi Sissé, paura. Pallone in verticale, Romano, si sfidano i due numeri 11, vince il duello calzone. Quindi Pavanello, la sponda per Izzo. Calzone si impegna che in pressing Ferisai, anzi Romano non riesce però a recuperare. Allora Mancini salta Mesarx, allarga per Bassanini che arriva prima di Scambai, tocca all'indietro Calvosa. Si è abbassato Calzone a coprire la posizione di Mancini, uscito palla a terra qualche istante fa. Calzone allargato per Izzo, subito attaccato da Stefanelli, riesce a difendere il pallone tornando però all'indietro da Graziani. Mancini, Borgia, di nuovo per Mancini, non si fida di servire Calvosa, complice anche la presenza minacciosa di Americhi. Allora si riparte da Tirelli. Graziani, buono il pallone tra le linee per Saccomanni che allarga per Izzo, riesce ad andare via stavolta Stefanelli, lo rimonta anche Romano che tenta la scivolata ma non lo ferma. Izzo, zona cross, cerca Pavanello, Giunashvili anticipa l'attaccante in maglia 21, ma ancora possesso per la rappresentativa con il lavoro da parte di Calzone che ha anticipato Mesarx. Riparte da Mancini. Calzone la vuole incontro Bassanini, ignorato dal numero 11 Borgia. Graziani, buona la finta per mandare a vuoto Mesarx, quindi Mancini. Graziani. Abbiamo raggiunto la metà del primo tempo, sempre 0-0 alla Città dello Sport di Ferentino. Questa amichevole tra Frosinone e rappresentativa Serie D. Qui prova a staccarsi Saccomanni che allarga a destra, ha letto bene in anticipo però Stefanelli che prova a ribaltare l'azione, lo chiude 5
contrasto in zona rimessa laterale. Alla fine pallone che esce al momento del controllo di Stefanelli, con Musumeci che assegna la rimessa laterale ai ragazzi di Gianni Chedda. Graziani, Mancini, c'è Calvosa in appoggio a sinistra, ha scelto Borgia centrale. Graziani di nuovo per Borgia. Graziani, si stacca Borgia, attaccato da Dixon, gira bene, palla la squadra di Gianni Chedda. Qui pallone di Graziani, impreciso per Pavanello, ben controllato alle spalle da Giunashvili, che lascia passare la sfera, che arriva docile dalle parti di Lagonigro, che riparte proprio dal Georgiano. Lagonigro, incontro Ferisai, che prova a prendersi la responsabilità di gestire il possesso del Frosinone. Lagonigro stavolta per Justin Ferisai, alle sue spalle Bassanini, un paio di finte di Ferisai che vuole liberare il possesso di Scambai. A destra era partito Amerighi, chiede scusa che Scambai che non è riuscito a verticalizzare. Sisse tra le linee, Mesarx prova a girarsi, attaccato da Pavanello, buona la chiusura poi di Izzo, e allora Mancini, uscita palla a terra, quindi Saccomanni. Izzo riesce a mettersi davanti a Stefanelli, poi si scorda però di controllare il pallone, che scivola in rimessa laterale, possesso Frosinone. Stefanelli, Paura, Giunashvili, Scambai, incontro Amerighi, che prova a memoria a servire un pallone in verticale. Qui l'uscita errata da parte di Mancini, allora Ferisai può correre alle sue spalle. Ferisai entra in area di rigore, frena per il ritorno di Alessandro Mancini, che poi va a sbarrargli la strada, a proteggere, a cercare la rimessa dal fondo. Tutto regolare per l'arbitro. Ferisai, dentro il pallone per Romano, che scivola al momento di appoggiare per concludere in porta. Quindi il mancino tentato da Stefanelli, che va molto lontano dallo specchio di Tirelli. Buona chance qui per il Frosinone, con il lavoro a destra di Justin Ferisai. Ha servito un bel assist a rimorchio per Raffaele Romano, non è riuscito a coordinarsi adeguatamente però il centrocampista di maglia numero 11. Si riparte da Graziani, Saccomanni si gira sulla propria tre quarti, frena per evitare il ritorno di Sissé, fa lo stesso Borgia con Romano, quindi ancora Saccomanni. Borgia si inserisce alle spalle di Paura, Borgia lato corto dell'area, lo rimonta il numero 5 del Frosinone, quindi il cross sul secondo palo, Bassanini in area piccola, l'uscita da parte di Lagonigro che mura il tentativo di Bassanini, poi prova a ripartire il Frosinone con il lavoro di Amerighi, che danza sulla linea dell'out, tiene il pallone in campo, alla fine suo l'ultimo tocco nel contrasto con Calvosa, rimessa laterale per la rappresentativa. Qui andiamo a rivedere l'occasione, scusate, per Bassanini, con la pronta uscita di Lagonigro a sbarrargli la strada. Calvosa non riesce a controllare il pallone di ritorno di Saccomanni, allora rimessa laterale per il Frosinone con Amerighi. Scambai, Giunashvili va sul centro-sinistra dove c'è Paura. Izzo si mette sulla traiettoria di Stefanelli per impedire il passaggio del numero 5, che riesce comunque ad arrivare da Dixon. Sovrappone Stefanelli, Dixon cerca lo scambio con Romano al limite, ottimo l'anticipo di Graziani. Quindi Calzone, ancora Graziani a giocare il pallone nella propria area di rigore senza pressing dei giallazzurri. Tanto a palla lontana ha perso Parassinco, per un attimo Calzone, ha lasciato andare Musumeci. Mancini, Borgia, attaccato da Ferisai, tocca all'indietro per Tirelli, lucido nel giocare sul centro-sinistra dove c'è Alessandro Mancini. Calzone, pressato alle spalle, prova ad infilarsi tra Merighi e Sissé, riesce a tenere il possesso. Calvosa, Bassanini largo, riceve il 19, riesce a tenere in campo il pallone, quindi il tocco all'indietro. Calzone, Graziani, di nuovo Calzone, torna dal numero 3, quindi Mancini ha un po' di spazio
per andare qui a sinistra, cerca il lancio lungo con Bassanini che parte alle spalle di Scambai, pallone troppo profondo di Alessandro Mancini, il pallone che scivola oltre la linea di fondo, rimessa per il Frosinone di Angelo Gregucci. Lagonigro, Giunashvili, volta non pressa Pavanello, Scambai, tanto prepara un cambio Gregucci, componente della panchina sta svestendo il fradino, dovrebbe essere il numero 15 Gaetano Molignano, classe 2007, vedremo al posto di chi, probabilmente qualche problema fisico per uno dei giocatori di Gregucci. Qui Giunashvili trova una buona linea di passaggio per Raffaele Romano che si gira, allarga per Stefanelli, punta Izzo, prende l'interno, poi torna all'indietro però da Paura. Sissé, Paura, accenna il pressing Izzo, Saccomanni va ad attaccare Sissé, quindi Scambai, Ferizai, prova a girarsi Sissé, si muove tra le linee liberando la linea di passaggio per Mario Paura che controlla, verticalizza, Romano controlla male, 5, prova a uscire palla al piede, scambio con Izzo, poi Stefanelli, forse è lui l'ultimo a toccare, Paura mette tutti d'accordo tenendo il pallone in campo, giocandolo all'indietro per Antonio Lagonigro. Scambai, Giunashvili, di nuovo per Scambai, viene incontro Amerighi, quindi il movimento centrale di Ferizai, perde un tempo di gioco però controllando la sfera Amerighi. E allora primi cambi in campo, uno per parte, entra con la maglia numero 15 Gaetano Molignano nel Frosinone, esce con la maglia numero 8 Mohamed Sissé. Dall'altra parte invece cambio in porta per Giuliano Giannichedda che vuole provare tutti e tre i portieri. Al posto di Domiziano Tirelli entra Otello Antolini, maglia numero 22 per l'estremo difensore della Romana. Scambai, verticale, Mesarx prova ad allungare la traiettoria per Amerighi, viene anticipato poi il fallo dell'attaccante lettone, calcio di punizione per la rappresentativa. Calvosa, Graziani evita il ritorno di Mesarx, quindi verticalizza, Pavanello si allaccia con Giunashvili, alla meglio il centrale georgiano, ma ancora possesso per la rappresentativa. Calzone, Mancini, si fa vedere Borgia che rischia girandosi, aveva subito attaccato il neoentrato Molignano, quindi il fallo di Amerighi su Saccomanni, calcio di punizione rappresentativa, va a battere Mancini. Incontro Saccomanni, adesso anche Calzone, non sa chi darla, Mancini alla fine trova il movimento incontro di Bassanini. Mancini verticalizza per Pavanello che riesce a spizzare per l'inserimento di Calvosa in area di rigore. Amerighi con il fisico copre sull'inserimento di Calvosa che non riesce ad arrivare sul pallone. Leggere proteste del terzino della Forza Empronese, classe 2006, ex Potenza. Paura, incontro Mesarx, lavora il pallone all'indietro ancora per Paura, quindi la verticale. Dixon, adesso molto bassi i due attaccanti del Frosinone con Romano che è il giocatore più avanzato di Gregucci. Scambai, Ferizai, torna dal terzino albanese che scambia centralmente con Molignano, quindi Giunashvili attaccato da Pavanello. Prova a accelerare il georgiano, pallone per Dixon che riesce a controllare in precario equilibrio, poi evita il ritorno di Borgia. Ma c'era probabilmente un fuorigioco precedente di Dixon, almeno secondo la prima assistente Beatrice Fattori della sezione di Frosinone. E allora calcio di punizione già battuto dai ragazzi di Giannichedda che lavorano il pallone con Graziani. Mancini, incontro Calzone, accelera Mancini che poi allarga a sinistra, c'è Calvosa. Corriere,
Scusate, Antolini, non Corrieri, pardon. Ancora seduto in panchina il numero 12 della Boreale. Lo vedremo in campo probabilmente nel secondo tempo, con ogni probabilità nell'ultima mezz'ora di gioco. Si suddivideranno il tempo i tre portieri, con Gianni Chedda che evidentemente ancora non ha deciso chi sarà il titolare alla Viareggio Cup. Qui si prende un attimo Musumeci per controllare le condizioni di Damar Dixon. Si può andare con la rimessa laterale del Frosinone, battuta da Stefanelli. Pallone che arriva a Dixon dopo la sponda di testa di Raffaele Romano. Quindi la chiusura da parte di Mancini. Una strana posizione da esterno destro. Il numero 5 era andato a chiudere su Dixon. Rimessa laterale ancora affidata a Stefanelli, che cerca Mesars in area di rigore. Ottimo l'anticipo da parte di Giacomo Graziani. Altro rimessa per il Frosinone, la terza consecutiva, sempre per Stefanelli, che tocca all'indietro per Paura. Giunashvili, Ferizai, controllo non perfetto dell'irlandese, che riesce comunque a cavarsela sul pressing di Pavanello. Giunashvili, Paura, incontro Mesarx. Paura sceglie ancora il giro palla per Giunashvili, che sbaglia qui il georgiano. Ferizai riesce però a rimediare all'errore del compagno, difendendo con il fisico il possesso dall'arrivo di Bassanini. Siamo adesso dall'altra parte con Damar Dixon, ancora una volta fuori gioco di rientro del canadese. Il calcio di punizione per la rappresentativa, con 5 che ha toccato all'indietro per Graziani. Antolini, Mancini, Borgia prova a liberarsi della marcatura di Raffaele Romano, quindi il tocco all'indietro di Calvosa per Antolini. Graziani, che buona la sponda di Mesarx, che prova ad attaccare lo spazio, non restituisce Romano, che allarga a sinistra dove c'è Dixon, che cerca ancora lo scambio con Romano al limite dell'area. Chiude bene però la squadra di Gianni Chedda. Altro laterale per il Frosinone, già battuto. Paura scambiato con Molignano, poi prova a verticalizzare, pallone che non è uscito. Allora Molignano, Ferizai raddoppia la marcatura, anche Pavanello che recupera su Ferizai. Fallo del numero 10 del Frosinone. Calcio di punizione già battuto. Borgia, vediamo se prova a dar ritmo a questa azione. La squadra di Gianni Chedda sbaglia però Calvosa, il pallone per Bassanini. Parte Scambai che cerca Mesarx al limite, rimpallato il suo passaggio. Ancora Scambai sul pallone. Romano scodella in area, pallone per Mesarx, con Mancini che non sente la chiamata alle sue spalle di Antolini. Lo scavalca con un colpo di testa che poi viene comunque controllato dal portiere della Romana. Mancini, Graziani, pallone in verticale. Izzo lo difende bene dall'attacco di Stefanelli, poi prova a sgasare il 17. Izzo punta anche Paura, non lo raggiunge alle sue spalle Stefanelli. Paura però si mette davanti al pallone, poi evidentemente lo tocca perché deve evitare il calcio d'angolo. Con un'elegante giocata di tacco riesce a liberare la propria tre quarti, poi perde palla il Frosinone. Al limite Saccomanni con l'esterno, cerca Bassanini, riesce a sporcare Molignano. Amerighi, Ferizai in verticale per Mesarx, dopo il tocco di Mancini riesce a tornare ancora il centrale in maglia numero 5 sul controllo del lettone. Quindi il lancio da parte di Antolini, messo bene giù da Bassanini. Calvosa, centrale Calzone, buono il controllo per evitare l'attacco di Molignano. Quindi leggera trattenuta regolare secondo l'arbitro da parte di Romano. Saccomanni, Bassanini isolato nell'1 contro 1, può puntare Scambai. Bassanini, le finte, poi prova a partire e stavolta c'è il fallo di Ardit Scambai. Calcio di punizione per la rappresentativa e potrà far spiovere un pallone interessante verso l'area di rigore di Lagonigro.
andato subito a prendersi il pallone Giuseppe Rocco Saccomanni, affidati a lui fino a questo momento tutti i piazzati degli azzurri. Sistema la barriera Lago Nigro, porta centimetri all'interno dell'area di rigore la formazione di Gianni Chedda. Saccomanni, pallone che spiove verso il secondo palo, traiettoria troppo lunga quella disegnata dal 15, con Lago Nigro che protegge con lo sguardo la rimessa dal fondo che sarà appunto per i padroni di casa. Sistema il pallone Antonio Lago Nigro che tocca per Giunashvili. Scambai, Americhi controlla sull'out, poi torna dall'albanese. Scambai non trova compagni da servire, allora deve tornare all'indietro da Giunashvili. Copre bene le linee di passaggio la squadra di Gianni Chedda, è lento però il possesso del Frosinone romano, allargato per Stefanelli, all'indietro da Paura. Giunashvili, Scambai, si abbassa Americhi, Scambai finta il lancio lungo, era partito Ferisai alle spalle di Calvosa, servito adesso Ferisai, restituisce ad Americhi che prova a correre, Mancini scivolata, poi Ferisai riesce ad anticipare Calzone. Ferisai prova a liberarsi sul fondo, la chiusura di Bassanini, pallone lento, non può proteggere la rimessa dal fondo, allora deve completare il disimpegno con Mancini che verticalizza bene per Pavanello che difende palla, subisce il fallo di Giunashvili. Buono il lavoro da parte di Andrea Pavanello, l'attaccante del Campodarsego, classe 2005. Per lui 15 presenze, 5 gol e anche un assist fino a questo momento in Serie D. Graziani, Borgia, Graziani, lo pressa Dixon, verticale Izzo, attaccato come sempre da Stefanelli, non riesce a girarsi. Mancini, Calvosa, pressa Americhi, Calvosa centrale, Calzone di prima, verticale, buon recupero da parte di Molignano che poi evita anche il ritorno di Calvosa. Americhi, Scambai, ora Giunashvili e quindi Paura, un po' di spazio da prendersi sulla centro-sinistra, quindi la verticale per Romano, di nuovo Paura, larga per Stefanelli, pallone scomodo, riesce a controllarlo il 3, poi prova ad inventarsi un colpo di tacco che non arriva da Dixon, pallone direttamente oltre la linea dell'out, rimessa per la rappresentativa, battuta da 5, centrale per Calzone, attaccato da Ferizai, deve alzare il pallone in verticale, un campanile che arriva dalle parti di Pavanello, prova a lottare fisicamente alla meglio Paura 2 volte, riesce anche ad evitare la rimessa laterale, regala però il possesso a Calzone. Pavanello, manca il controllo, allora interviene Romano. Dixon, di nuovo Romano, Stefanelli, Giunashvili, spazio per pensare alla giocata il centrale georgiano. Scambai, Paura, ancora una manciata di minuti più recupero alla fine del primo tempo, sempre 0-0 tra Frosinone e rappresentativa Serie D. Dixon prova a puntare dal lato corto, triplicato il giocatore del Frosinone. Romano si libera bene di Saccomanni, poi arriva Izzo a chiudere, vediamo di chi è l'ultimo tocco, almeno secondo l'assistente è di Romano, e allora rimessa laterale per la rappresentativa con 5 che va a prendere il pallone tra le mani. Buono il lavoro in fase di non possesso di Izzo in questa situazione. 5, lancia in verticale per Pavanello che riesce a prendere posizione stavolta su Giunashvili. Pavanello attaccato alle spalle, alla fine il pallone schizza dalle parti di Giunashvili. Paura, Stefanello, Molignano, Paura, ora Giunashvili, c'è Scambai per il giro palla, pronto a uscire su di lui Bassanini. Scambai punta proprio il 19, poi si prende un gran rischio giocando questo pallone forte e centrale. Paura riesce a cavarsela per un attimo sul pressing di Izzo, quindi allarga per Stefanelli che finge il pallone in verticale, poi torna ancora una volta all'indietro da Paura. Giunashvili,
Shkambai. Giunashvili. Di nuovo per Shkambai. C'è Amerighi largo a destra. Shkambai gioca un altro pallone in verticale. Borgia tocca male di petto. Per poco pallone non diventava buono per Damar Dixon. Buona diagonale di 5 che spazza via in fallo laterale. Rimessa a Frosinone nella tre quarti offensiva. Arriva Stefanelli con le mani. Incontro Dixon, servito nei pressi della linea di fondo. Restituisce a Stefanelli che può mettere il cross. Interrotto da Izzo che poi non riesce a uscire, palla a terra. Ancora Romano anticipato da Borgia. Quindi Calzone perde il contrasto al limite con Mesars. La conclusione da parte di Ferisai che apre il destro. Non riesce ad inquadrare lo specchio. Aveva cercato l'angolo alto alla sinistra di Antolini. Pallone che sfila sul fondo. Graziani in verticale, non arriva il pallone da Izzo, nettamente anticipato da Stefanelli. Dixon, sovrapposizione di Stefanelli, prende il centro Dixon. Ferisai. Stefanelli. Dixon, vediamo se punta Borgia. Si allarga a destra per Shkambai. Controllo non perfetto, come anche il pallone per Amerighi che non può arrivare sul suggerimento del compagno. Errore qui di Ardit Shkambai. Rimessa laterale per la rappresentativa. Calvosa. Accanto a sé Mancini, attaccato però da Mesarx. Allora deve andare in verticale Calvosa dalle parti di Pavanello che riesce a spizzare. Zona Bassanini che può sganciarsi in velocità. Punta Giunashvili. Bassanini entra in area. Giunashvili da dietro, pulito l'intervento del georgiano che riesce a toccare solo il pallone, a chiudere in calcio d'angolo. Ottimo il lavoro di Giunashvili quando siamo a 30 secondi dalla segnalazione dell'eventuale recupero per scadere il primo tempo tra Frosinone e rappresentativa Serie D. Sempre 0-0. Può andare dalla bandierina però la squadra di Gianni Chedda con Saccomanni. Attaccano l'area di rigore come sempre Graziani e Mancini. Pallone che spiove in area di rigore. Pavanello per poco non arriva. Poi Ferizai deve impegnarsi per completare il disimpegno. Perde il contrasto con 5 che appoggia Calvosa. Prova a mettere il cross. Anzi non era Calvosa, ma era Calzone che ha provato a mettere il cross. Adesso esce bene il Frosinone con Dixon. Occhio al contropiede. Allargato il pallone per Amerighi che prende il centro. Restituisce a Dixon. Rallenta però l'azione dei Ciociari. Quindi l'errore di Damar Dixon. La chiusura questa volta sì da parte di Calvosa che prova ad uscire, palla a terra. Arriva la chiusura di Molignano. Rimessa laterale per la rappresentativa. Quando diciamo già 30 secondi oltre il 45esimo. Calvosa con il pallone tra le mani. All'indietro per Mancini. Graziani. C'è Borgia per il giro palla tra le linee. Calzone che non restituisce bene il pallone all'indietro. Non c'è però il pressing dei Ciociari. Allora può gestire la squadra di Gianni Chedda con il lancio lungo di Antolini. Zona Pavanello. Buona la sponda di testa. Saccomanni apre di prima per Bassanini. 1 contro 1 con Shkambai. Bassanini sovrapposizione di Borgia che prova a restituire. Bassanini in area di rigore. Bassanini chiuso da Amerighi che riesce a coprire le spalle di Giunashvili e Shkambai che erano usciti dalla loro posizione. Sarebbe calcio d'angolo ma non si batte perché Musumeci fischia 2 volte mandando le squadre al riposo. Finisce 0-0 il primo tempo tra Frosinone e rappresentativa Serie D. Ora ci prendiamo una piccola pausa e poi ci ritroviamo tra poco per il secondo tempo.
Riprendiamo la linea dalla città dello sport di Ferentino. Sta per iniziare il secondo tempo dell'amichevole tra Frosinone e Rappresentativa Serie D. Punteggio ancora fermo sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti di gioco. Gianni Chedda che cambia tutti e gli 11, anzi 10 probabilmente, perché rimane Antolini per il primo quarto d'ora della ripresa. Poi sarà la volta di Francesco Corriere. Confermato il 4-2-3-1 del primo tempo, con appunto Antolini tra i pali, difesa con Abruzzese, Cortesi, Jürgens e Bucci, centrocampo Fortunato, Valenti, quindi il terzetto Beu, Capozzi e Lettieri alle spalle di Giacona. Cambiato tutta la formazione anche Gregucci, dovrebbe essere rimasto veramente solo Scambai che va a battere adesso la rimessa laterale. Una linea a 4 adesso per Gregucci con i centrali Pelosi e Derita, a sinistra il numero 19 Pone, che attenzione al pallone in verticale a cercare Diego Voncina, anticipato bene dalla difesa della Rappresentativa che adesso lavora il pallone con Abruzzese. Quindi l'esterno in verticale, il controllo da parte di Capozzi che prova a girare dalle parti del numero 13 Beu, che attacca la linea del Frosinone. Beu prova a penetrare in area di rigore, Beu prova il mancino, pallone largo alla destra di Lago Nigro. Rimessa dal fondo per il Frosinone, primo squillo però della ripresa della Rappresentativa nel mancino tentato da Beu. Pallone direttamente sul fondo, allora può ripartire il Frosinone da Derita. Pallone a sinistra per Pone. Si abbassa Aromatico, pallone per Voncina, buona la sponda per Molignano. Voncina punta all'area di rigore, Voncina prova il destro, si abbassa alla sua sinistra Antolini, respinge la conclusione di Voncina. Iniziato con più vivacità il secondo tempo tra Frosinone e Rappresentativa, già due conclusioni, una per parte, prima Beu, poi Voncina. Qui recupera bene il possesso Scambai, attaccato alle spalle da Marco Valenti, che recupera ma non riesce a trovare compagni in verticale, recupera il possesso di Rita. Pone, si allarga a sinistra Aromatico, un po' fermo però nel movimento il 17, perde palla, Pone, quindi il fallo in mezzo al campo subito da Matteo Guido Capozzi, il calcio di punizione per la Rappresentativa. Intanto abbiamo rivisto la conclusione di Voncina, ben controllata da Otello Antolini. Jürgens, Tivoli, Cortesi, c'è Abruzzese largo a destra, il pallone per Capozzi che prova a prolungare sull'esterno. C'era il movimento di Schafferbeu, anticipato il 13, rimessa laterale già battuta da Abruzzese, all'indietro per Cortesi. Antolini, Jürgens, dati via i primi 3 minuti della ripresa, sempre 0-0 a Ferentino tra Frosinone e Rappresentativa Serie D. Che buono il lavoro tra le linee dei ragazzi di Gianni Chedda, con la verticalizzazione di Fortunato per la corsa di Abruzzese che può mettere il cross, area di rigore, il controllo con un braccio, dice l'arbitro, da parte di Matteo Giacona, attaccante del Borgosesia. Per lui 3 gol stagionali, 2 in Serie D, 1 in Coppa. Derita scambia con il compagno di riparto Pelosi, quindi Scambai. Lago Nigro, Derita se ne va sul mancino, allarga per Pone che può andare in verticale, il controllo di Voncina, attaccato alle spalle, prova ad andarsene in palleggio, Voncina riesce a far passare il pallone, quindi la palla in verticale per lo scatto di Aromatico. Troppo profondo però il tentativo di Rizzo, non può arrivare il 17, ha controllato all'interno della propria di rigore Antolini. Valenti fa girare il pallone per Lorenzo Cortesi, quindi verticale sbagliata qui del 7, recupera Pone, si allarga Aromatico, riceve il 17, prova a puntare da quella parte Beu, gioca però un pallone completamente sballato al centro dove c'è il solo Valenti che recupera, quindi sbaglia Jürgens.
Voncina si gira su Giacona. Pelosi. Adesso Derita e quindi pone sulla verticale. C'era Aromatico, scelto centrale Molignano, prova a girare palla. Adesso la squadra di Gregucci con il 23 Cristian Paparelli. Lagonigro. Derita. Pallone per Pelosi, un po' scomodo, se la cava comunque il 13 sul pressing da parte di Capozzi. Quindi pone mezzo al campo, prova a lavorare il pallone Rizzo, fa densità però la squadra di Gianni Chedda, che interrompe solo per un attimo il possesso del Frosinone. Pelosi. Rizzo. All'indietro ancora per Pelosi. Derita per il giro palla. C'è Giappone largo a sinistra. Si abbassa anche Aromatico. Servito direttamente il 17. Pallone un po' forte. Tocca centralmente Aromatico, dove c'è l'anticipo da parte di Fortunato ai danni di Rizzo. Quindi Bruzzese all'indietro per Antolini. Si abbassa Cortesi. Antolini sceglie di andare al lancio lungo dalle parti di Giacona, scavalcato dalla traiettoria. Derita lascia rimbalzare il pallone, poi lo tocca all'indietro per Lagonigro, che deve accelerare la giocata per il pressing di Giacona. Rimessa laterale per la rappresentativa abruzzese. Incontro Beu, controllo, prova ad andarsene in palleggio. La marcatura ruvida da parte di Pone regolarmente. Recupera palla il Frosinone. Pelosi, Scambai col mancino sul pressing, verticalizza zona Voncina, che vince il duello fisico con Jurgens. Quindi la sponda per Paparelli. Buono l'anticipo di Lettieri, danni di un avversario, poi perde il contrasto in mezzo al campo con Molignani. Ancora Lettieri a tornare sul pallone, si lotta in mezzo al campo, se ne va, palla al piede Fortunato, che poi allarga per Capozzi, che manca il controllo con la suola. E pallone che scivola oltre la linea dell'out, va a recuperarlo Scambai. A cercare Voncina, non riesce ad anticipare Jurgens, che si era messo davanti all'attaccante Ciociaro. Altra rimessa laterale per il Frosinone, già battuta da Scambai. Molignano gira a memoria il pallone per Aromatico, ben anticipato da Abruzzese. Quindi Beu si gira sulla propria tre quarti, attaccato proprio da Molignano, cerca la sventagliata dall'altra parte per Lettieri, che però non parte e allora può gestire comodamente il pallone Scambai. Pelosi. Derita si pone largo a sinistra, riceve il 19, ha spazio per pensare alla giocata, decide però di appoggiare ancora una volta all'indietro per Derita. Pelosi. Scambai, di nuovo Pelosi. Derita gira da destra a sinistra la squadra di Gregucci, aspettando il momento e il varco giusto per verticalizzare. Ci prova adesso con Aromatico, che punta Beu, prende il centro del campo, l'inserimento dall'altra parte tentato dal numero 16 Loris Fiorito, ignorato però da Aromatico, che sceglie ancora il giro palla. Lagonigro. Derita, possesso prolungato del Frosinone. Derita in verticale, sbaglia Aromatico, non trovato dal suggerimento del compagno. Recupera bene Bruzzese, che tocca all'indietro. Antolini, occhio al pressing da parte di Voncina, se la cava l'estremo difensore della Romana. Quindi verticale, Lettieri controlla spalle alla porta, lo fa correre all'indietro Scambai. Quindi in mezzo al campo il lavoro di Fortunato, pressing regolare di Molignano, che recupera. Voncina prova ad andarsene al limite, spazza via Cortesi, è rimasto a terra un giocatore della rappresentativa. Gioca però il Frosinone, anzi no, perché sceglie sportivamente di fermarsi Ardit Scambai, lanciando il pallone in fallo laterale. Allora qualche istante di pausa per permettere a Fortunato di rialzarsi. Sembra nulla di grave per il centrocampista del Sora, classe 2006, che si è già rialzato. Adesso Lettieri va a restituire il pallone al Frosinone con Scambai, che tocca all'indietro per Pelosi. Derita pone
all'indietro per Derita, c'è largo Aromatico, può accelerare, ancora palla a terra il 17, Aromatico, Rizzo, parte a destra Skambai, il pallone per Fiorito che in qualche modo tocca per la corsa di Skambai che penetra in area di rigore. Skambai prova a mettere il cross alla chiusura da parte di Valenti che prova a uscire palla a terra, frena sul ritorno di Skambai, poi subisce il raddoppio da parte di Fiorito. Alla fine è lui a frenare la ripartenza del Frosinone in fallo laterale. Con le mani Skambai all'interno dell'area di rigore per Voncina che prova a liberarsi di due avversari. Lavora bene Jurgens qui prendendo solo il pallone. Derita pone, Aromatico prova a restituire a Pone, pallone leggermente arretrato, non può arrivare il 19. Allora recupera la squadra di Gianni D'Antolini, centrodestra, prova a uscire con Lorenzo Cortesi. Fortunato di nuovo per Cortesi, quindi la sponda sbagliata qui da parte di Capozzi, riesce comunque a tenere il possesso la squadra di Gianni Chedda. Giacona sulla tre quarti, prova a liberarsi di Rizzo, poi allarga a sinistra, corre bene, però all'indietro Loris Fiorito che anticipa da quella parte Bernardo Bucci e poi tocca all'indietro per Antonio Lagonigro. Altro possesso per il Frosinone quando siamo entrati nel 12° minuto della ripresa, sempre 0-0 a Ferentino tra Frosinone e Rappresentativa Serie D. Qui si gira bene in mezzo al campo Cristian Paparelli. Pone di nuovo per Paparelli, Pone centralmente, ha tanto spazio Pelosi, però adesso ad attaccarlo Giacona, pallone che viaggia a destra dove c'è Ardit Skambai, sulla verticale cerca lo scambio con il compagno di fascia, non si chiude però l'1-2 per l'intervento di Bucci, e allora deve ripartire da dietro il Frosinone. Derita si muove tra le linee Molignano, pallone largo per Pone, buona la finta per mandare a vuoto la marcatura di Beu, quindi verticale su Voncina che si allaccia ancora fisicamente con Cortesi, riesce a tenere il possesso Voncina, poi tocca all'indietro per Pelosi. Paparelli, lavoro di Fiorito, quindi Rizzo all'indietro, pallone impreciso per Derita che deve impegnarsi per evitare la rimessa laterale. Riesce ad arrivare il numero 20, Pone, Pelosi, Rizzo all'indietro ancora per Pone, adesso ha scambiato momentaneamente la sua posizione con Derita. Fiorito prova adesso a accelerare il Frosinone con Skambai, ha chiuso bene lo scambio stavolta con Fiorito, si è allungato però il pallone al limite dell'area favorendo il recupero di Cortesi. Aromatico allargato a destra, Molignano va via nell'1 contro 1, Molignano area di rigore, Molignano va via a Cortesi, Molignano cerca il secondo palo, Antolini riesce a smanacciare in calcio d'angolo, sembrava aver toccato il portiere della Rappresentativa, invece no, perché segnata la rimessa dal fondo ai ragazzi di Gianni Chedda. Intanto c'è il cambio in porta puntuale, fuori Otello Antolini, dentro Francesco Corriere che come anticipato in precedenza occuperà i pali della Rappresentativa per l'ultima mezz'ora di gioco. Da proprio lui a battere questa rimessa dal fondo. Arriva il via libera da parte di Musumeci, allora si va con Corriere che tocca per Jurgens. Cortesi, Corriere alza il pallone in verticale, buon il movimento incontro di Giacona, la sponda e il pallone in verticale. Lettieri è partito con i tempi giusti nell'attaccare la linea del Frosinone, ottima l'uscita in anticipo sulla tre quarti da parte di Antonio Lagonigro, attento a coprire la profondità lì dove era scappato via Lettieri. Derita, Pelosi, un po' nascosto in mezzo al campo stavolta Paparelli, controllato a distanza da Giacona e Capozzi. Pone
torna da Lagonigro, quindi Pelosi. Derita. Incontro aromatico, qui l'uscita di Jurgens in anticipo su Voncina, pallone che diventa buono per Aromatico che può puntare Bruzzese, prende il fondo Aromatico, mette il cross con il mancino, pulisce l'area di rigore Valenti, quindi Derita sulla palla vagante, controllo e poi pallone per Molignano mangiato da Bruzzese che riesce a recuperare, trattiene Molignano, Bruzzese va comunque in verticale dalle parti di Capozzi. Duello tra numeri 23 con Paparelli. Capozzi porta a casa la rimessa laterale. Pronto a battere Bruzzese. Per incontro Beu, adesso anche Capozzi che restituisce a Bruzzese che tocca male, allora recupera il Frosinone. Voncina controlla sul disturbo da parte di Cortesi, il lavoro di Voncina che attende l'arrivo dei compagni, serve centralmente Rizzo che punta Fortunato, allarga bene a sinistra dove c'è Aromatico che può tornare a puntare Bruzzese, prende l'interno, Aromatico tocca al limite, Rizzo con il destro e arriva il vantaggio del Frosinone, non ci arriva Francesco Corriere al 17esimo della ripresa, va avanti il Frosinone con il gol di Cristiano Rizzo. L'assist di Raul Aromatico che si è centrato bene qui, palla a terra, quindi lo scarico al limite per il destro vincente di Rizzo che batte Corriere e porta avanti il Frosinone. Si sblocca quindi il punteggio a Ferentino, padroni di casa che si portano avanti. Vedremo ora quale sarà la reazione del team di Gianni Chedda. Qui il controllo da parte di Capozzi che sventaglia dall'altra parte, buono il controllo di Lettieri. Jurgens, di nuovo Lettieri, sbaglia un tocco apparentemente semplice per Valenti, buona l'interdizione dell'autore del gol Rizzo, pone Paparelli, Pelosi, attaccato da Giacona, riesce a trovare tra le linee Fiorito che si accentra, vorrebbe quasi allargare per Aromatico, poi decide di passare da Molignano, si arriva da Aromatico, pone il dribbling su Beu, quindi Molignano, Derita, Paparelli, si abbassa in mezzo ai centrali per impostare il centrocampista in maglia 23, Derita, dopo il tocco di Rizzo, ancora Derita, verticale, Voncina, alle sue spalle sempre Cortesi, quindi buono il tocco di prima di Rizzo per Molignano, zona tiro, Molignano cerca l'inserimento in area di rigore, Voncina sul mancino, pallone che rimane lì, arriva dall'altra parte Loris Fiorito che tocca da due passi dopo il tocco di Bernardo Bucci. 2-0 per il Frosinone che nel giro di 3 minuti segna 2 volte dalle parti di Corriere. 2-0 per i ragazzi di Gregucci dopo il gol di Rizzo, è arrivato il sigillo da parte di Loris Fiorito. L'interessante il tiro cross da parte di Diego Voncina. Cortesi, Fortunato, Beu, attaccato alle spalle da Molignano, Beu deve accelerare la giocata, sbaglia passando di fatto il pallone a Paparelli. Rizzo, Pelosi, di nuovo Paparelli, appoggio per il centrale Pelosi, Scambai, di nuovo da Pelosi, quindi Scambai, Lagonigro, Derita, ceppone sulla verticale, attaccato da Lettieri che adesso ha cambiato fascia di competenza spostandosi sulla destra, probabilmente leggero cambio di modulo con Beu che si è abbassato a fare il centrocampista. Ora un 4-3-3 quello di Gianni Chedda con
Lettieri e Giacona in appoggio su Capozzi. Il lavoro di Voncina, abruzzese, di testa, riesce a non far passare il pallone su cui si era lanciato Aromatico, poi perde palla in mezzo al campo Beu. Voncina prova il dribbling, poi perde il contrasto con Abruzzese, rimessa laterale per la rappresentativa. Tanto pronto un cambio per il Frosinone con Amerighi che rientra al posto di Scambai. Finisce qui la partita del terzino albanese, ritorna in campo Amerighi che meglio aveva fatto nel primo tempo a tutta fascia, dove aveva iniziato appunto Scambai per poi invertirsi con il braccetto di destra Amerighi che adesso entra a fare il terzino puro a destra lì per Gregucci. Che buona chiusura di Jurgens che poi non riesce a disimpegnare trovando Molignano sulla tre quarti, quindi con l'esterno il pallone in area di rigore per Voncina, servito da Aromatico, è andato oltre però la linea dei difensori l'attaccante Diego Voncina, fuori gioco e calcio di punizione per la rappresentativa già battuto da Cortesi per Fortunato. Valenti prova a verticalizzare, De Rita non arriva, attenzione a Giacona che è partito alle sue spalle, la chiusura di Pelosi che chiude la diagonale murando il tentativo di Giacona in scivolata. Prova a scuotersi la formazione di Gianni Chedda con il tentativo di Giacona, calcio d'angolo per gli azzurri, si è preso il pallone Capozzi. Rimane praticamente il solo abruzzese a proteggere la propria metà campo con tutto il Frosinone chiuso nella propria area di rigore. Pallone che spiove in area di rigore. Doppio colpo di testa, alla fine pallone che arriva fuori nuovamente da Capozzi che cerca il dribbling. La marcatura regolare da parte di Aromatico. Rimessa dal fondo per il Frosinone. Abbiamo rivisto il contatto tra i due, giudicato regolare sia dall'arbitro che dall'assistente Fattori. Lagonigro, De Rita, sinistra pone, De Rita sceglie di andare da Pelosi. Amerighi tocca il primo pallone da quando è tornato in campo, ottiene la rimessa laterale sulla rimpallo con Beu. Amerighi con le mani, verticale Voncina, anticipato da Bucci, poi attenzione al lavoro da parte di Loris Fiorito che era riuscito ad anticipare Jurgens, non però ad autolanciarsi né a servire compagni. Attenzione adesso al colpo di testa da parte di Beu che tiene il pallone in campo, alla fine l'ultimo tocco dovrebbe essere di Capozzi, così allora rimessa laterale per i ciociari con Amerighi. Rizzo, del gol, che ha sbloccato la sfida, qui sbaglia, un appoggio molto semplice per Amerighi, regalando la rimessa laterale alla rappresentativa. Bucci con le mani, Giacona, controllo di petto, non lo vuole far girare Pelosi, riesce comunque ad andarsene Giacona, quindi Capozzi all'indietro, Fortunato riesce ad arrivare prima di Voncina. Valenti è salito a destra Bruzzese, Cortesi, Jurgens, Beu ancora all'indietro per il centrale della Tivoli. Cortesi in verticale non trova tra le linee Valenti, quindi recupero di Molignano che fa partire da quella parte Aromatico, lo segue Capozzi, Aromatico prende il fondo, Aromatico, Corriere riesce a respingere il tentativo con l'esterno di Aromatico. Rimessa laterale per il Frosinone. Ancora una volta però Raul Aromatico è entrato molto bene in questa ripresa, il numero 17. Dai suoi piedi o comunque dall'out mancino sono nati la maggior parte dei pericoli per la difesa della squadra di Gianni Chedda. Pone con le mani, buona l'uscita qui del difensore, quindi Valenti prova a ripartire, Pone riesce però a contrarne il tentativo in verticale. Bruzzese cerca Lettieri, anticipato da Pelosi, De Rita sbaglia il controllo, regala lì a Lettieri, quindi Valenti restituisce palla ai ciociari con De Rita.
Una serie un po' confusa di giocate. Alla fine prova a mettere tutti d'accordo Capozzi con il pallone in verticale, il tocco decisivo da parte di Pelosi e poi forse devia il pallone anche Lettieri. Infatti è così, calcio d'angolo, sì, scusate, rimessa dal fondo, non c'è calcio d'angolo per la rappresentativa. L'ultimo tocco appunto di Lettieri sull'ottima chiusura di Pelosi, già la seconda nel giro di qualche minuto. In precedenza aveva murato il tentativo di Giacona. Lagonigro, scambio con un compagno, quindi il pallone in verticale controllato in mezzo al campo da Fortunato, attaccato da Molignano. Fallo di Gaetano Molignano, che ha sì anticipato Fortunato nel duello aereo. Troppo irruento però l'intervento fisico del centrocampista in maglia numero 15. Calcio di punizione già battuto dalla rappresentativa. Fortunato, Bruzzese, incontro Lettieri, che deve venire fuori dalla marcatura di Derita. Tocca male il pallone, regalando il possesso a Voncina, che prova ad andare via Fortunato. Molignano difende dall'arrivo di Bruzzese, quindi Voncina fa girare a destra dove sale Americhi, che sbaglia però il controllo. Aveva tutto lo spazio per attaccare la linea degli azzurri. Qui Americhi, sbagliato però il controllo sul passaggio di Voncina. Rimessa laterale affidata alle mani di Bernardo Bucci, quindi il tocco sbagliato all'indietro. Recupero per un attimo del Frosinone, prova a impegnarsi in marcatura a Giacona. Rizzo indirizza il pallone dalle parti di Corriere. Jürgens, Beu, di nuovo per Jürgens, sale il pressing dei Ciociari. Allora Cortesi, Jürgens, pallone sbagliato per Fortunato, recupera Voncina che prova col tacco a servire Rizzo, rimedia al suo precedente errore Jürgens recuperando il possesso. Poi errato anche il dialogo qui tentato da Capozzi e Lettieri. Recupera il Frosinone. Molignano, c'è Aromatico sul lungolinea. Molignano pensa bene al da farsi, si avvicina anche Voncina, poi prova lo scambio nello stretto. Voncina si libera della marcatura di Cortesi, quindi il tocco per Aromatico che può puntare Bruzzese. Aromatico pone, anticipato da Lettieri, destro-sinistro, elegante per andare via a Voncina. Valenti, Bruzzese riesce ad evitare qui Paparelli, perde per un attimo il possesso, poi lo riconquista. Capozzi, Fortunato, Jürgens, lo sguardo in avanti, lancio direzione Giacona che la mette giù con il petto. La sponda sbagliata qui per Capozzi e allora Aromatico può puntare ancora da sinistra, esce su di lui Cortesi. Aromatico sgasa sul mancino, Aromatico mette in mezzo, Cortesi riesce a respingere il cross, poi bravo Aromatico a non farsi toccare dal pallone, proteggendo di fatto il calcio d'angolo. Dalla bandierina il Frosinone, cross lento che spiove in area di rigore, prova ad arrivare Pelosi che tocca in anticipo all'interno, al limite dell'area piccola, non riesce però ad indirizzare verso lo specchio di Francesco Corriere. Rimessa dal fondo, già battuta dal 12. Jürgens, Cortesi, si muove contro Bruzzese, pallone in verticale di Cortesi, attenzione allo scatto di Lettieri. Derita lo rimonta in velocità, spazza via in fallo laterale, prova a guadagnare i metri però la formazione di Gianni Chedda che arriva sulla tre quarti. Bruzzese con le mani, incontro Capozzi, adesso anche Giacona, il pallone all'interno dell'area di rigore per Lettieri, quindi Bruzzese prova a mettere il cross. Lagonigro attento, blocca in due tempi il traversone di Bruzzese e poi riparte sulla destra da Americhi. Tocco centrale per Paparelli, quindi la sponda di Rizzo che prova a far correre Americhi, prima di lui però Loris Fiorito. Tocca all'indietro ancora per Paparelli. Pelosi, arrivati alla mezz'ora del secondo tempo, 2-0 per il Frosinone.
che all'ora di gioco ha colpito 2 volte, prima con Rizzo e poi con Fiorito. Paparelli allarga per Aromatico che cerca il destro a giro, docile dalle parti di Corriere che blocca agevolmente e ora fa ripartire la rappresentativa. Attende il movimento di un compagno, poi tocca accanto a sé per Jürgens. Bucci prova il dribbling e perde palla nel contrasto con Fiorito che chiude l'1-2 con Boncina. Prova il mancino Fiorito, pallone molto lontano dallo specchio di Francesco Corriere. Cortesi, Jürgens verticalizza per Capozzi, altro pallone impreciso del centrale della Tivoli e rimessa laterale per il Frosinone con Amerighi che va a recuperare la sfera. Amerighi con le mani il colpo di testa da parte di Bucci, quindi si impegna Giacona che riesce a mettere giù il pallone per Beu. Fortunato, Valenti scatta a destra abruzzese, cercato invece dall'altra parte il movimento di Bucci che arriva a tenere il pallone in campo. Bucci, zona bandierina, prova il cross rimpallato da Amerighi, l'ultimo tocco dovrebbe essere del terzino Ciociaro, sì, rimessa laterale per la rappresentativa con Bucci che ha provato a chiedere il calcio d'angolo. Non è d'accordo però Musumeci. E allora con le mani proprio Bucci. Giacona cerca di prolungare la traiettoria con il tacco, non colpisce la sfera. Rizzo alle sue spalle. Amerighi prova a uscire palla a terra. Perde palla. Beu nel dribbling. Fallo commesso da Fiorito. E calcio di punizione per la rappresentativa. Buona chance qui per i ragazzi di Gianni Chedda a prendersi il pallone Matteo Guido Capozzi, che ha mandato via tutti i compagni. Sarà quindi il 23 a battere questo calcio piazzato. Attaccano l'area di rigore ovviamente i centrali Jürgens e Cortesi, ma anche Bucci va a portare centimetri all'interno dell'area di rigore del Frosinone. Fischia Musumeci, rincorsa corta di Capozzi che con il destro cerca il secondo palo dove scatta Beu. Lago Nigro anticipa tutti in uscita alta, smanaccia il calcio d'angolo. Dalla bandierina lo stesso Capozzi. Movimento incontro di Beu. Capozzi cerca all'interno dell'area di rigore. Aveva preso bene il tempo qui Jürgens, se non andiamo errati. Non è riuscito per centimetri ad arrivare sul pallone. Poi riparte il Frosinone con Aromatico. Sovrapposizione di Pone. Aromatico se ne va centralmente, cercando un compagno che non c'è sulla linea di passaggio. Poi ha preso un colpo qui Aromatico, rimane a terra. E allora Musumeci ferma momentaneamente il gioco. Preso un colpo probabilmente sull'esterno della coscia, cosiddetta vecchietta qui per Aromatico, che era riuscito a verticalizzare in anticipo sull'avversario, poi è franato addosso a lui. Nessuna irregolarità secondo Andrea Musumeci della sezione di Cassino, che adesso fa ripartire Corriere. Cortesi, Beu lavora a pallone all'indietro per Jürgens, quindi Valenti prova a girarsi sulla marcatura di Molignano, fa correre Bucci, esce bene rompendo la linea Amerighi. Rimessa laterale per la rappresentativa. Bucci, incontro Giacona, controllo sbagliato qui del 20, recupera per un attimo il Frosinone, quindi Valenti. Ora Fortunato in area di rigore, movimento di Capozzi che cerca il destro sul secondo palo. Lago Nigro ad anticipare Lettieri. Era riuscito a guadagnare un tempo di gioco calciando quel pallone al volo Capozzi. Se l'è cavata bene però Lago Nigro in presa alta. Derita, larga a sinistra per Aromatico.
Intelligente e preciso il tocco di prima per Molignano, quindi Voncina, area di rigore, prova ad andare sul destro, il tocco per Molignano che la prova, Corriere devia in calcio d'angolo negando il 3-0 ai Ciociari. Tiro dalla bandierina per il Frosinone, ancora una volta Diego Voncina a lavorare il pallone per i compagni. Che buona la sponda per il destro tentato da Molignano. Tanto cambio per il Frosinone. Rientra con la maglia numero 3 Stefanelli, è uscito proprio Aromatico, che evidentemente non è riuscito a smaltire il colpo subito in precedenza. E allora rientra Stefanelli, che nel primo tempo ha fatto l'esterno con il Frosinone avanti 2-0 sulla rappresentativa di Gianni Chedda, che qui prova ad andare in profondità con Lettieri. Raddoppiato nella marcatura il 18 che tocca all'indietro. Fortunato Bruzzese è riuscito a rientrare coi tempi giusti il Frosinone. Beu, Valenti, Cortesi, quindi ora Jürgens può completare il giro palla, c'è a sinistra Bucci, subito attaccato da Fiorito che recupera, vince ancora il duello Fiorito che poi frena e appoggia centralmente dove c'è Paparelli. L'apertura per Stefanelli che si isola nell'1 contro 1 con Bruzzese. Stefanelli prova a forzare la giocata, Stefanelli prende il fondo, mette in mezzo, Jürgens pulisce l'area piccola anticipando Voncina. Capozzi prova a servire Lettieri, chiude alle sue spalle De Rita, rimessa laterale per la rappresentativa. Bruzzese, Giacona prova a girarsi, regolare qui l'intervento di De Rita, poi Valenti, il recupero per un attimo di Stefanelli, fase un po' confusa, mette ordine Lagonigro, la finta ai danni di Giacona, mandato a vuoto il numero 20 di Gianni Chedda, pone Voncina con l'esterno, fa correre Stefanelli, duello in velocità con Bruzzese, tiene bene il numero 4 che poi appoggia all'indietro per il rilancio di Corriere dalle parti di Giacona, trattenuto qui da De Rita. La trattenuta del centrale Ciociaro, si è visto saltato da Giacona, ha preso bene posizione qui l'attaccante del Borgosesia. Calcio di punizione già battuto da Valenti per Fortunato, pensa al cross, poi desiste, gioca sul breve con Capozzi che prova a restituire. Fortunato prende il fondo, stavolta mette il pallone in mezzo per il colpo di testa di Lettieri che cerca il pallo lontano non trovandolo veramente per centimetri. Andiamo a rivedere qui il cross di Fortunato, il colpo di testa davvero fuori di poco di Vincenzo Lettieri che va vicinissimo al gol dell'1-2. Non sarebbe potuto arrivare stavolta Antonio Lagonigro. Gestisce palla il Frosinone. Poco più di 4 minuti più recupero al termine della sfida, con il Frosinone sempre avanti 2-0. Decidono i gol di Rizzo e Fiorito, che rimessa laterale per i ragazzi di Gianni Chedda sul rilancio sbagliato di Lagonigro. Bruzzese, pallone per Lettieri, stavolta è lui a defilarsi sulla destra e a mettere il cross che non riesce a trovare i compagni, direttamente sul fondo il tentativo di Lettieri. Rimessa per il Frosinone con Amerighi che adesso va a recuperare una sfera, mandandola dalle parti di Lagonigro. Batte Pelosi, la rimessa dal fondo, passando il pallone proprio ad Antonio Lagonigro che, non avendo pressing, decide di gestire, poi scodella il pallone a sinistra dove arriva Pone. Voncina prova il controllo raddoppiato, recupera Fortunato. Beu guadagna qualche metro in mezzo al campo Schaeffer-Beu, quindi il pallone per Capozzi. Cortesi e Bruzzese largo a destra, Cortesi guarda in avanti, alla fine gioca con Fortunato che prova a servire Bruzzese. Stefanelli
chiude bene la diagonale e poi gioca con Ponè. Molignano la voleva per un attimo Voncina sulla verticale, ha tardato però il passaggio Molignano, decidendo di gestire e poi di aprire dall'altra parte per Americhi. Rizzo all'indietro, Paparelli, De Rita, saltato qui nel giro palla, pone direttamente da Stefanelli che può puntare Fortunato. Stefanelli, Fortunato tiene lì il pallone, recupera e ribalta l'azione, toccando centralmente per Beu. Sale a sinistra Bucci, pallone più corto però per Jürgens. Valenti, Cortesi, Bruzzese, ancora all'indietro per Cortesi che prova a lanciare in profondità dove è partito Capozzi alle spalle di Pone. Ottimo l'intervento correndo all'indietro del 19 che poi riesce a guadagnare la rimessa laterale sul controllo di Capozzi. Rimessa con le mani per i giallazzurri. Pone, viene incontro Stefanelli, Bruzzese, leggera spinta alle sue spalle, giudicata regolare, poi rimessa laterale che è per il Frosinone, dice l'arbitro. E allora può salire in zona palla Pone, battendo all'indietro per De Rita. Lagonigro, l'incontro Paparelli, l'apertura di Lagonigro per Voncina, la spizzata di testa non trova Stefanelli per la chiusura di Bruzzese, quindi Jürgens all'indietro per Corriere. Jürgens, Valenti, Beu, partito su quella linea Bucci. Beu, buona la finta, riesce a superare Rizzo, non Fiorito che chiude guadagnando anche la rimessa laterale nel contrasto con il 13. E allora Amerighi si propone incontro Voncina che va a mettere il corpo davanti a Beu difendendo il possesso. Si gira Voncina, corre all'indietro il 18, non sa chi servire, poi evita anche Giacona. Alla fine tocca il pallone per Pelosi. Paparelli, Amerighi, pallone che non esce, alla fine sì, l'ultimo tocco, se non andiamo errati, è di Beu. Rimessa laterale per il Frosinone con Amerighi. Incontro Molignano, riceve il 15 che restituisce. Amerighi con l'esterno verticalizza, Fiorito di testa, poi Jürgens prima di Voncina. Valenti sbaglia qui il tocco per Beu, preso in controtempo il centrocampista della Vigor Senigallia. Rimessa laterale ancora per i Ciociari, pallone che viaggia adesso a sinistra con Ponè, evita il ritorno di Lettieri. Ancora Ponè, tre quarti campo, tocca per Molignano che deve uscire dal traffico, toccando all'indietro per Paparelli che sventaglia bene a destra dove Amerighi mette il cross. Voncina anticipato ancora in area di rigore. Giacona, Capozzi difende bene qui il possesso, quindi il tocco per Valenti che può lanciare in profondità, non parte però Giacona e allora può controllare comodamente Lagonigro. Siamo entrati nel tempo di recupero qui a Ferentino con il Frosinone sempre avanti 2-0 sulla rappresentativa Serie D. Decidono i gol di Rizzo e Fiorito, entrambi arrivati nella ripresa nel giro di un paio di minuti. La squadra di Gregucci ha colpito due volte. Amerighi, allargato per Fiorito che restituisce bene. Amerighi, lato corto dell'area di rigore, pensa al cross, Jürgens arriva a chiudere e alla fine calcio d'angolo per il Frosinone. Tiro dalla bandierina per il Frosinone quando siamo agli sgoccioli di questa amichevole a Ferentino. Il cross a uscire, Stefanelli taglia sul primo palo, rimpallato il suo primo tentativo, ha una seconda chance allargando il pallone sulla destra. Il cross che arriva al colpo di testa di Rizzo alle spalle di Pelosi, poi tenta la soluzione al volo Ponè, c'è una deviazione e pallone
esce sul fondo, sarà un altro calcio d'angolo per il Frosinone che chiude in avanti questa partita. Dalla bandierina ancora Molignano. Pallone direttamente sul primo palo, pulisce l'area di rigore Giacone, ancora possesso però per i Ciociari, rimessa laterale. Pone Molignano, Pone, prova a mettere il cross, Voncina si impegna ma non può arrivare per il netto anticipo di Francesco Corriere che prova a lanciare un'ultima azione della rappresentativa con Bucci che va su lungolinea per Capozzi, ben controllato da Merighi che protegge la rimessa laterale dopo il controllo del 23. Ancora Merighi, ma non si batte la rimessa laterale perché arriva il triplice fischio di Musumeci che mette fine all'incontro. Vince il Frosinone 2-0 con i gol di Rizzo e Fiorito, la squadra di Gianni Chedda che si ritroverà dal 22 al 24 gennaio nel ritiro di Appiano Gentile, ritiro che poi verrà concluso con l'amichevole contro la Primavera dell'Inter. Io ringrazio Riccardo Manai ed Emanuele Arelimana per la regia. Da Adriano Beruti è tutto, un buon proseguimento di giornata.